per Guttuso, naturalmente, perché Guttuso è anche un po' un caso a parte nella mia vita, perché diciamo che io, almeno per metà, ecco, del mio DNA, eccetera, e anche per motivi esperienziali, cioè ho vissuto per anni lì, naturalmente sono, diciamo, bagherese, anzi più che bagherese, bagariotto, perché c'è una differenza storica, bagheria tra le due popolazioni, diciamo, tra bagheresi e bagheriotti. Cioè mia madre è di un'antica famiglia di lì, naturalmente Guttuso era considerato un amico di famiglia dai miei nonni, dai miei bisnonni. Naturalmente per ovvi motivi anagrafici non ho potuto vivere assolutamente diciamo, questa straordinaria esperienza, ma naturalmente sin da piccolo sono stato, cioè sin da piccolo sentivo nominare di continuo questo nome, lo sentivo, cioè è uno dei primi nomi che ho sentito nominare nella mia vita. Addirittura lo sentivo nominare quando ero assolutamente inconsapevole di chi fosse. Poi piano piano, perché lo si nominava come se fosse appunto un parente, diciamo, del passato. Poi piano piano che diventavo più grandetto, ho cominciato a capire, insomma, che era una persona importante, un artista, eccetera, eccetera. E poi anche, naturalmente, Guttuso è anche, grazie a questo, diciamo, è anche una delle primissime cose che io abbia visto. E quindi diciamo questo influisce in particolare, insomma, con il senno di poi mi è sembrato di capire che così, ma diciamo nella mia modestia, insomma, nella mia piccolezza c'è un certo filo, diciamo, conduttore con lui relativo soprattutto al segno nel disegno, anche a una certa tendenza espressionista che ci può essere in una parte della mia pittura, e poi nel discorso dell'arte erotica, insomma.